Ciao a tutti dal premio Giorgione Prunola. Siamo all'interno della Torre Civica dove, come potete vedere, stiamo allestendo la mostra relativa ai libri che sono in finale quest'anno e ai vincitori degli anni precedenti. Stiamo allestendo nel senso che stiamo proprio mettendo gli scaffali ai libri. Abbiamo pensato di approfittarne per dirvi chi sono i finalisti di quest'anno, visto che sono stati decisi i finalisti della narrativa edita, della narrativa inedita e del Panda Noir edito, mentre per i racconti finalisti ci vedremo fra pochi giorni, sempre qui in Torre Civica. Cominciamo dai finalisti della categoria narrativa edita. Per narrativa edita abbiamo Fabio Baronti con Vita mia che esplodi di AUG Edizioni, Erika Mambretti con Limpida è la sera, Bella Vita editore, Laura Fantozzi con Una domenica qualunque di Book a Book, Ettore Berno con Rachele, edizioni Bertato, Nino Michalizio con Chiamalo scemo, storia segreta di una madre coraggio di Armando Curcio editore, Valerio Pappi, 10 anni, Nulla Die edizioni, sempre Nulla Die, Nicolas, il bambino luminoso di Piero Ackler e sempre Nulla Die, Stile Loft di Ilaria Sicchirollo. Abbiamo un altro libro Book a Book di Malusa Cosgran, In attesa degli altri, trasmettiamo musica da ballo, e per finire Giuseppe Mariuz, Sangue tra le primule di Gaspari edizioni. Questo per quanto riguarda la narrativa edita. Passiamo ora al Panda Noir, ovvero i noir, libri noir editi, che sono 5. Alessandro Pugi con Il sussurro del diavolo, Onda d'Urto edizioni, Il suicidio delle nuvole di Paolo Basile, sempre Nulla Die edizioni, Due soli di Andrea Marion, Piazza editore, Formule mortali di François Morlupi, edizioni Croce, e terminiamo con Benedetto Scampone, L'archivio della coscienza Albatros. Questi sono tutti gli editi di narrativa e noir. Ora andiamo a vedere i libri inediti, ovviamente formato cartaceo perché non sono ancora stati pubblicati, e speriamo che alcuni di questi, uno sicuramente, arriverà in libreria l'anno prossimo. Cominciamo con Le cose a metà di Marina Martelli. L'ultimo prussiano di Luigino Vador, Il nudo di Gianluca Gabbi, Un amore di Stefano Talamini, Terra Nova di Lidia Daniela Sparacino, Tutti sotto la coperta di Rina Bontempi, Il troncarami a battuta curva e altri attrezzi di Paola Ranzani, O Sarracino di Marcello De Martino Rosaroli, Il mondo non s'afferra di Giorgio Diaz e La donna che cercava il bacio di Maria Chiara Pellizzari. Bene, questi sono tutti i libri per quanto riguarda narrativa edita, Panda Noir edita e narrativa inedita che sono arrivati alla finale dopo una selezione molto dura. I giurati li stanno leggendo, stanno dando le loro valutazioni e scopriremo la serata finale dell'ultimo sabato di marzo chi saranno i vincitori. Noi vi aspettiamo fra qualche giorno con i finalisti della categoria racconti inediti e a partire dal prossimo weekend all'interno della bellissima Torre Civica di Castelfranco, che verrà aperta al pubblico in occasione della mostra del premio relativa al premio Giorgione. Scusate qualche piccolo errore, ma siamo in diretta. Grazie mille, arrivederci.